Maxi operazione la DDA di Catanzaro che ha portato alla luce un vero e proprio network di criminali, politici, imprenditori, forze dell'ordine e professionisti. Indagato Lorenzo Cesa, ai domiciliari l'assessore Talarico. Dalle intercettazioni l'ansia degli indagati. Gratteri sta scoperchiando il pentolone. Dagli atti dell'inchiesta emerge che gli investigatori hanno ascoltato 266.500 dialoghi. Mentre Belcastro annuncia che entro la fine di gennaio la Calabria sarà zona gialla, oggi il report del contagio registra 9 morti. Tra le persone decedute Don Pietro Giorno, parroco per 25 anni nella parrocchia di Serraspiga. Ancora un giorno di forti proteste per i lavoratori del Sant'Anna, manifestazione sul ponte Morandi e sul tetto della struttura. Maxi operazione, buonasera, in primo piano, basso profilo, che ha portato allo scoperto una fitta rete di connivenze fra politica, imprenditore, forze dell'ordine, professionisti, intessuta dalle cosche del Crotonese. Cominciamo con il primo servizio. La maxi operazione della DIA, denominata a basso profilo, è scattata in diverse regioni italiane alle prime luci dell'alba. Un nuovo colpo ai clan del Crotonese e ai loro referenti del mondo della politica, della pubblica amministrazione e delle professioni. 13 le persone finite in carcere, mentre altre 35 domiciliari, 81 in tutto gli indagati, tra loro molti colletti bianchi, nomi eccellenti della politica come quello del segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa, la cui casa romana è stata perquisita questa mattina su disposizione della Procura di Catanzaro. Cesa, accusato di associazione a delinquere, non è destinatario di misura cautelare, ma lo stesso si è dimesso da segretario nazionale. Ai domiciliari è finito l'assessore regionale al bilancio Francesco Talarico dell'UDC, accusato di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e voto di scambio. Secondo gli inquirenti, in occasione delle politiche del marzo del 2018 sarebbe stato stipulato un patto tra i clan e l'esponente dell'UDC calabrese, appalti in cambio di voti. Nelle 1600 pagine dell'ordinanza le mire dei clan sugli appalti nazionali per l'antinfortunistica, il progetto è di allargare gli affari in Albania, il coinvolgimento di imprenditori, la mediazione dell'europarlamentare Cesa. Nel maxi blitz impegnati 200 uomini della DIA e 170 unità tra polizia, carabinieri e guardie di finanza. In manette sono finiti i massimi esponenti dei Bonaventura, Aracri, Arena e Grande Aracri, tutte famiglie di primo livello dell''ndrangheta di Crotone, Isola Caporizzuto e Cutro. Ingente, così lo definisce la procura, il valore dei beni sequestrati, sigilli tra l'altro a 59 società, 45 immobili e 29 auto. Nell'inchiesta ha coinvolto anche il notaio catanzarese Rocco Guglielmo. Per il professionista è stata disposta l'interdittiva e la misura cautelare del divieto di dimora. Nel corso della complessa attività investigativa gli inquirenti hanno ricostruito 388.000 operazioni bancarie per 250 milioni di euro. Ecco, indagini supportate da tantissime intercettazioni, 266.500, poi è emersa anche l'ansia degli indagati per il procuratore Gratteri che, a detta degli intercettati, stava scoperchiando questo pentolone. Nel corso dell'inchiesta a basso profilo, gli inquirenti hanno ascoltato ben 266.500 dialoghi. Tra le intercettazioni, la conversazione tra Natale Enrico, il 34enne reggino coinvolto nell'inchiesta della DIA, e l'imprenditore Gallo. La figura di Enrico emerge in occasione delle elezioni politiche del marzo del 2018. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Talarico incontrava Natale Enrico imparentato con esponenti della cosca De Stefano Tegano di Archi, i quali gli confermavano il sostegno elettorale, peraltro facendosi chiarire esplicitamente tramite l'imprenditore Antonio Gallo la necessità che i patti venissero onorati. Ti dico subito che cosa mi deve dare o mi dovrebbe dare Franco Talarico. Ti dovrebbe dare, dimmi tutto. Un incarico in un organismo di vigilanza. Dalle conversazioni captate dagli inquirenti inoltre emerge che i clan temevano Gratteri. Cioè chi si è fatto un'associazione a delinquere di stampo mafioso ad altissimi livelli, Gratteri potrà scrivere un libro con tutti i tiri. Queste intercettazioni e naturalmente la conferenza stampa del procuratore. Sentiamo i particolari resi noti in Corte d'Appello, presenti i vertici delle forze dell'ordine. Il procuratore Gratteri ha evidenziato come l'inchiesta confermi che l''ndrangheta utilizza sempre meno le armi e sempre più la corruzione.
Un vero e proprio comitato d'affari, un network di aziende, così l'hanno definito gli investigatori. Ben 256 imprese che attraverso le cosiddette frodi carosello, cioè l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, creava una sorta di ricchezza parallela, e la peculiarità dell'inchiesta a basso profilo. Questa mattina hanno trovato, penso, centinaia di milioni contanti, ancora non hanno finito di contarli, decine di orologi Rolex, macchine di lusso, appartamenti, cioè stiamo parlando del valore di centinaia di milioni di euro. Il terremoto giudiziario che ha fatto tremare il mondo dell'imprenditoria, della politica, dei professionisti, 161.000 le intercettazioni telefoniche, 105.370 quelle ambientali, in una maxi inchiesta in cui sono finiti i nomi di spicco della politica regionale e nazionale, come spiegato nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Corte d'Appello della città capoluogo. Nelle carte le elezioni politiche del 2018 e le accuse all'assessore regionale Francesco Talarico. Per quelle che sono le nostre indagini, per quello che è il risultato delle nostre intercettazioni e riscontri a seguito di intercettazioni, Talarico sapeva perfettamente che Gallo andava a rivolgersi al rappresentante dell''ndrangheta di Reggio Calabria, visto che Talarico ha pensato di candidarsi nel circondario di Reggio Calabria. Ruolo determinante è quello dell'imprenditore Antonio Gallo. La sintesi di questa indagine è che l'imprenditore Gallo è un uomo, diciamo, molto eclettico, è un filo spregiudicato, ha la possibilità, a contatti con uomini delle forze dell'ordine, a contatti con la politica, a contatti con l''ndrangheta di tutta la provincia di Crotone, e attraverso questi contatti lui si muove su più piani e riesce ad allargare sempre più in modo smisurato queste sue attività imprenditoriali, appunto diventare abbastanza ricco. Queste le parole del procuratore Gratteri. Cambiamo argomento, parliamo di coronavirus. Cominciamo con l'estrema sintesi del bollettino regionale con i dati sui contagi giornalieri. Quello che oggi spicca è il numero dei decessi, ben 9 sul territorio regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 467.196 soggetti, più 2.354 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 30.091, più 258 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 123, a Catanzaro 38, a Crotone 10, Vibo Valentia 17, Reggio Calabria 70, da altra regione sottoestero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 297 nei reparti di malattie infettive e 26 nelle terapie intensive, 9 vittime nelle ultime 24 ore, 552 in totale dall'inizio della pandemia. Dati sempre difficili da leggere, anche perché variano a seconda dei tamponi che vengono effettuati e poi processati nei tempi che conoscete nella nostra regione. Eppure dalla regione stessa si pensa che per fine gennaio si possa retrocedere, ed è un termine positivo in questo caso, in zona gialla dalla zona arancione. Abbiamo visto di 9 decessi. Tra le persone morte c'è il parroco di Serraspiga, Don Pietro Giorno, il virus quindi continua a mietere vittime. Preoccupano focolai nel Vibonese, e anche per quanto riguarda il fronte vaccini tutta Italia sta rallentando, visto la penuria di dosi che Pfizer ha portato nel nostro paese, e continuerà la penuria anche nella prossima settimana, visto che il commissario Arcuri ha annunciato un taglio del 20%, dunque si deve badare anche a mantenere delle scorte per i richiami. Sentiamo. 5 morti nelle ultime ore in Calabria, il virus e la sua scia di lutti. A Trebisacce, vittima un 50enne, a Crosia un 66enne, a Corigliano un 76enne, a San Vincenzo la Costa il più anziano, 91 anni. Non solo, la provincia di Cosenza, un uomo di 68 anni si è spento nell'ospedale di Catanzaro, era originario di Pizzo. Preoccupa il Vibonese, in particolare la città, non solo il focolaio di Piscopio, ma anche la frazione
operazione Piani di Arena, per la quale si starebbe valutando la zona rossa. Qui su 300 residenti si sono registrati 15 positivi. In provincia di Cosenza, sotto osservazione a Corigliano Rossano, una RSA in cui si contano 29 contagi, positivi in aumento nel Cosentino e nel Reggino, con gli ospedali che registrano un aumento di ricoveri per quella che chiamano coda della seconda ondata. Nel complessivo però i numeri questa settimana, secondo Antonio Belcastro, soggetto attuatore per l'emergenza Covid, rivelano che l'andamento dei contagi sul territorio regionale segni l'11%, dato inferiore alla media nazionale, e dunque potrebbe prospettarsi per la Calabria la zona gialla. Sul fronte dei vaccini, la nostra regione resta ultima con il 52,3% delle dosi assegnate. Delle 39.280 consegnate ne sono state somministrate 20.553. Che cosa succede? Perché questo ritardo? Dalle notizie dei centri vaccinali calabresi si apprende che si è in fase di richiamo. Si procederebbe secondo il piano stabilito da nord a sud della Calabria. Antonio Belcastro parla del 59% dei vaccini somministrati. I dati del Ministero dicono altro. Il problema è forse nel caricamento degli stessi? Ecco, c'è il 118 di Cosenza che rischierebbe di perdere il supporto, i rinforzi da parte delle associazioni di volontariato. La denuncia di Carlo Guccione, la questione riguarda il mancato accreditamento. Sentiamo. A rischio sospensione il servizio di supporto al 118 di Cosenza effettuato dalle associazioni di volontariato. Lo denuncia Carlo Guccione. La causa del possibile blocco del servizio è, per il consigliere regionale del PD, il ritardo accumulato per la richiesta di accreditamento avanzata dalla Regione Calabria, ormai da diverso tempo, da 14 associazioni di volontariato, ma che ancora gli uffici regionali non hanno provveduto a concedere. 2 anni fa si è avviata una procedura dopo la riforma del terzo settore che riguardava le associazioni che sono di supporto al 118, cioè ci sono 14 associazioni che, dove non può arrivare il 118 dell'ASP di Cosenza, arrivano loro con le loro autoambulanze a soccorrere i pazienti che hanno bisogno, e si era, diciamo così, cercato di portare tutto nella legalità attraverso quello che prevede la riforma del terzo settore, quindi l'autorizzazione di queste associazioni e anche l'accreditamento. Come capita nella regione Calabria, le associazioni circa 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, hanno presentato la domanda al Dipartimento Salute della regione Calabria per le autorizzazioni e per l'accreditamento, e per quanto riguarda l'accreditamento ancora ad oggi questo non è avvenuto, cioè non è stato risposto né sì e né no se ci sono le condizioni per accreditare queste associazioni, che operano con propri mezzi, col proprio personale, hanno anche autoambulanze, lo dobbiamo dire, più nuove di quello del 118 pubblico dell'ASP di Cosenza, e hanno anche le autoambulanze che possono, diciamo così, intervenire in momenti difficili da un punto di vista del tempo, nel senso che hanno autoambulanze 4x4 e quindi possono intervenire anche con la neve. E oggi ancora, a distanza di anni, la Regione non risponde a queste istanze che sono state presentate, né in modo positivo né in modo negativo. Questa è una cosa veramente grave, molto grave, perché un ente pubblico come la Regione una risposta la deve dare, positiva o negativa. E da questo punto di vista si possono, diciamo, avere profili anche di illegittimità e illegalità dovute alla mancanza di risposte da parte della Regione Calabria. Doppia protesta questa mattina al Sant'Anna Hospital di Catanzaro, dipendenti chiedono lo sblocco della vertenza e c'è stato un nuovo incontro interlocutorio con il commissario Longo. Si sono incatenati alle inferriate del Ponte Morandi tra cartelli e striscioni di protesta a distanza di sicurezza. La doppia eclatante protesta dei dipendenti del Sant'Anna Hospital di Catanzaro. Pochi disagi al traffico, solo qualche rallentamento.
Altri dipendenti sul tetto della clinica e quel fantoccio simbolo della disperazione, ancora una volta in piazza per chiedere lo sblocco della vertenza, il mancato accreditamento della struttura cardiochirurgica e l'incertezza, la preoccupazione per 300 dipendenti che rischiano il posto di lavoro. Da mesi denunciano una situazione kafkiana. La chiusura paventata della struttura sanitaria significherà anche tanta immigrazione sanitaria, un doppio schiaffo per la Calabria. Al momento però non ci sono passi in avanti significativi. Questa mattina, dopo la mobilitazione, una delegazione ha incontrato il commissario ad acta Guido Longo, il quale ha assicurato che è pronto a fare per intero la sua parte per consentire la prosecuzione delle attività appena avrà dai vertici della struttura tutta la documentazione richiesta. Insomma, bisognerà aspettare ancora. Oggi in qualche modo abbiamo pensato di fare questa protesta un poco estrema sul ponte Morandi di Catanzaro, perché qua, voglio dire, gli ammalati vanno via, il personale medico ha trovato altre allocazioni e quindi abbiamo dovuto stringere i tempi, perché era tutto un rimpallo tra regione, amministratori. Oggi siamo stati ricevuti di nuovo dal commissario, dopo la forzatura della manifestazione. Il commissario mancano 2 documenti, vuole 2 documenti sul tavolo, che è il collaudo della struttura dopo i lavori effettuati e l'attivazione dell'UTIC, dell'unità terapeutica intensiva coronaria. Oggi pomeriggio portiamo i 2 documenti e poi vediamo che cosa manca però penso che insomma era uno scoglio da superare. L'abbiamo superato solo e esclusivamente con la mobilitazione, perché a chiacchiere ne abbiamo sentite da 2 settimane. Bene, torniamo alla cronaca. Estradato il narcotrafficante Ardian Cecchini, ritenuto avamposto della Cosca Bellocco. Ma a Gioia Tauro prendono 500 kg. A Gioia Tauro non arriva al porto, a Gioia viene portato in mare. L''ndrangheta si muove così, le idee sui suoi malaffari sono chiari, figurarsi quando si tratta di droga, di narcotraffico per l'esattezza. Le parole che avete ascoltato sono una testimonianza perfetta e l'estradizione del latitante albanese Arjan Cecchini, arrestato nel maggio scorso dopo l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria, consente di aprire una nuova finestra sul mondo dell''ndrangheta, quella pesante. L'estradizione è stata completata questa mattina con l'arrivo del latitante all'aeroporto Da Vinci di Roma. Cecchini non è un soggetto marginale, era il referente del clan Bellocco di Rosarno nell'Europa dell'Est. I Bellocco, che sono presenti oltre che in Calabria anche in Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia, nel tempo sono riusciti ad attivare relazioni con referenti in Sud America, Argentina, Costa Rica in particolare, e nell'area balcanica. Cecchini, albanese, era mediatore eccellente, capace di allargare i suoi orizzonti. Infatti in Spagna era riuscito ad organizzare l'acquisto di 20 kg di cocaina per i Bellocco. Tutto questo è stato ricostruito da un'importante inchiesta della sezione Goa del GICO della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello SCICO di Roma, conclusa nel novembre 2019 con 45 arresti. Non solo droga, anche armi. Allora, ok. L'estradizione di oggi arriva al termine di serrate indagini e vede l'azione diretta di molti settori delle Fiamme Gialle, della Direzione Centrale della Polizia Criminale diretta dal prefetto Rizzi, della Polizia albanese nell'ambito del progetto Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta. I finanzieri del gruppo Cosenza hanno sospeso l'esercizio dell'attività di 2 palestre che violavano le disposizioni anti-Covid, sono rimaste in pratica aperte al pubblico, permettendo a oltre 70 clienti di allenarsi. Le strutture sono a Montalto-Fugo e Rende. Palestre aperte nonostante i divieti imposti dalle disposizioni anti-Covid, nei guai titolari di 2 strutture sportive del Cosentino che avrebbero permesso indebitamente ad oltre 70 clienti di allenarsi. I finanzieri di Cosenza hanno individuato una struttura nel comune di Montaltofugo, la quale solo all'apparenza risultava chiusa e con insegne spente, ma in realtà consentiva agli avventori di entrare dal retro e di praticare attività fisica nella sala pesi e nell'area fitness. Ad insospettire le Fiamme Gialle
valle è stata la costante presenza di alcune autovetture parcheggiate all'esterno dell'edificio. Al termine di un breve appostamento i finanzieri sono entrati nei locali della palestra. Il proprietario dell'associazione sportiva dilettantistica, nelle vesti di personal trainer, era intento a seguire l'allenamento di clienti che utilizzavano le attrezzature ginniche. In occasione di un'altra attività di controllo, invece, le fiamme gialle hanno notato una donna che, in tenuta sportiva e con un borsone al seguito, usciva da una palestra di rende aperta al pubblico. Quando i militari hanno fatto irruzione, il titolare ha giustificato l'apertura dei locali con la necessità di preparare gli atleti presenti ad una gara di bodybuilding patrocinata da uno dei principali enti sportivi riconosciuti dal CONI, senza tuttavia fornire idonea documentazione a supporto. Contattato dai finanzieri, l'ente organizzatore dell'evento, quest'ultimo però ha smentito la presenza di comunicazioni preventive da parte della struttura sportiva, la quale in realtà si era limitata a trasmettere un elenco dei partecipanti alla manifestazione sportiva solo il giorno successivo all'avvio del controllo dei finanzieri. Altra cronaca, prenderà il via il prossimo 12 aprile davanti al Tribunale Collegiale di Vibo Valentia il processo a carico di due sacerdoti vibonesi, Graziano Maccarone, segretario particolare del Vescovo di Mileto, e Nicola De Luca, reggente della Chiesa Madonna del Rosario di Tropea, accusati di tentato estorsione con l'aggravante delle modalità mafiose. La decisione è assunta dal GUP distrettuale di Catanzaro, che ha accolto la richiesta avanzata dalla DDA nei confronti dei due sacerdoti, assistiti dagli avvocati Giovanni Vecchio e Fortunata Iannello. Adesso siamo al calcio, in particolare al calciomercato, con i movimenti delle squadre calabresi. L'attesa spasmodica in casa Crotone per cercare di regalare a Giovanni Stroppa nel più breve tempo possibile un attaccante. La prima scelta resta sempre Bonazzoli, piace molto anche il profilo di Sbrocati, mentre in uscita il Crotone tratta con la spalla cessione di Jacopo Petriscione e c'è già il sì del calciatore. È stato proposto ai pitagorici, anche secondo quanto raccolto dalla redazione del calciocalabrese.it, il profilo di Ray Manai, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro con il Barcellona B. Mentre il direttore sportivo dei pitagorici Beppe Ursino e il presidente Gianni Vrena sono volati a Milano a caccia di affari. Il Cosenza sta concretizzando l'arrivo di Trotta per l'attacco, aspetta sempre Gerbo e filtra ottimismo per l'eventuale arrivo di Romulo. Mentre in casa Regina si cerca sempre il colpo grosso in attacco, in uscita anche Nicola Bellomo, si tratta uno scambio ben avviato con il Bari che riporterebbe Bellomo a casa e Montalto alla corte di Marco Baroni. Resta sempre in lizza Pietro Iemmello, mentre sempre in uscita per la Regina, sempre più probabile l'addio di Ciccio De Rose in direzione Palermo. In casa Catanzaro invece difficoltà per arrivare a Cuppone, ma non si escludono particolari colpi di scena e nomi a sorpresa per la formazione di Calabro. Vediamo invece come ha chiuso la borsa oggi. Finale negativo per le borse europee, penalizzato dalle indicazioni di Christine Lagarde. La BCE ha infatti confermato i tassi e la dotazione del programma PEP dopo le modifiche attuate a dicembre, ma la presidente Christine Lagarde ha affermato che dalla seconda ondata sono emersi rischi al ribasso per l'outlook economico e che un ampio stimolo monetario resta necessario. Ha anche ribadito che l'istituto di Francoforte è pronto a adeguare tutti gli strumenti e che la campagna di vaccinazioni rappresenta una pietra miliare per uscire dalla crisi. Lagarde ha poi sollecitato i Paesi membri a completare rapidamente i piani di ripresa per rendere operativo il Next Generation EU e ha rinnovato l'impegno della BCE a monitorare i tassi di cambio in relazione alle possibili implicazioni per l'inflazione a medio termine. Resta valida la previsione sulla crescita per il 2021 fatta a dicembre, pari a più 3,9%. In Italia l'Istat ha diffuso i numeri sugli ordini industriali di novembre che hanno registrato un calo mensile dell'1,3% e un incremento su base annua del 5,3%. L'indice sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona ha riportato a gennaio un calo di 1,7 punti a meno 15,5. Così il FTSE MIB di Milano chiude gli scambi in ribasso dell'1%, debole anche il DAX di Francoforte a meno 0,1%, il FTSE 100 di Londra a meno 0,4%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,7% e l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,8%. A Wall Street gli indici a stelle e strisce rallentano, ma viaggiano comunque vicino alla parità con il Dow Jones a meno 0,1%, l'S&P 500 a meno 0,05% e il Nasdaq in lieve rialzo a più 0,3%.
Sul Forex l'euro-dollaro sale a 1,214, mentre il dollaro yen è poco mosso a 103,6. Tra le materie prime le quotazioni del greggio proseguono in lieve calo, con il Brent a meno 0,2% a 55,95 dollari e il VTI a meno 0,5% a 53 dollari al barile. Sull'obbligazionario il BTP Bund si amplia a 118 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,68%. Tornando a Piazza Affari, fra le aziende maggiormente capitalizzate arretra Leonardo a meno 4% e Saipem a meno 4,8%, mentre chiudono in controtendenza Moncler a più 1,9%, Diasorin a più 1,5% e Campari a più 1,2%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. È il momento delle previsioni del tempo, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. I prossimi 2 giorni saranno caratterizzati da tempo tutto sommato stabile, ad esclusione dei versanti tirrenici settentrionali, dove insisteranno maggiori addensamenti con possibilità di isolati fenomeni. Durante il prossimo fine settimana è in arrivo un nuovo ed intenso peggioramento, ma di questo ne riparleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Le temperature subiranno un ulteriore rialzo a causa dell'attivazione di correnti meridionali che anticipano l'ingresso della depressione, che causerà il suddetto peggioramento nelle condizioni meteorologiche nel corso del weekend. Domani cielo parzialmente nuvoloso sui versanti tirrenici settentrionali con possibili deboli fenomeni, altrove alternanza tra schiarite e coperture per il transito di nubi medio-alte. In serata aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici, temperature stazionarie. Domani mosso il Mar Tirreno con venti moderati dai quadranti meridionali, molto mosso il Mar Ionio con venti moderati a tratti sostenuti di direzione meridionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, informazione che torna nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, ancora buonasera, arrivederci.